A Gorizia che aria tira per i commercianti in vista del Natale dopo l'apertura del nuovo centro commerciale a Villesse? Beniamino Ursic, presidente delle Nuove Vie. È una realtà con quale si deve convivere, però il problema è che il troppo evidentemente non va bene. Se andiamo a vedere quelle che sono le superfici che sono occupate nella nostra regione dai centri commerciali, siamo al primo posto in Italia e tutto sommato 1.200.000 abitanti in regione. Sì, abbiamo anche i 2 milioni della Slovenia se vogliamo, però uno quando va a Lubiana basta vada a vedersi quello che è il BTC, che è il centro commerciale di Lubiana con 400 negozi, quindi non vedo come questa clientela possa affluire se non saltuariamente in occasioni estremamente rare al centro commerciale di Tiara. Così dicasi anche per gli austriaci, dove si va a Villacco e c'è un centro che si chiama Atrio, molto bello, che ho avuto modo di visitare, con altre realtà commerciali che sono vicino. Non ultimo a Fiume, un grande centro commerciale. Quindi penso che ci saranno delle difficoltà, non a caso soltanto l'80 negozi sui 170 proclamati a Tiare sono stati aperti. Una volta si diceva cortesia, qualità, convenienza. Questa è la base. Secondo me quello su cui deve puntare il negozio tradizionale, il negozio di vicinato, è l'assistenza sia durante la vendita e soprattutto dopo, nel post vendita, per qualsiasi problema il cliente possa avere della merce che noi abbiamo venduto. E quindi questo secondo me è soprattutto una cosa importante, oltre a ricevere la clientela con un bel sorriso stampato sulla bocca e saperlo anche congedare anche qualora non faccia un acquisto proprio perché magari non siamo riusciti a soddisfarlo, ma si può farlo in una volta successiva.